Tutto da rifare, ma questa volta da capo. Ieri è finita così l'ennesima puntata della telenovela giudiziaria sul concorso bandito da Azienda Zero quasi 2 anni fa per l'assunzione di 47 psicologi da destinare alle 9 ULSS del Veneto e all'azienda ospedaliera di Padova. È stata infatti pubblicata la sentenza con cui il TAR ha accolto il ricorso di 43 bocciati contro l'ente regionale e nei confronti di un centinaio di promossi. La contestata prova scritta dovrà essere ripetuta per tutti i candidati, compresi quelli che l'avevano già superata al punto da aver poi passato anche l'esame pratico e pure l'orale. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 28 settembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda il concorso infinito. Dopo 2 anni è tutto da rifare, si parla del concorso per l'assunzione di 47 psicologi per le ULSS del Veneto, un concorso bandito da Azienda Zero nel 2021. La notizia di oggi è che il TAR ha accolto un ricorso e ha stabilito che la selezione dovrà ripartire da capo. A 2 anni di distanza, accolto quindi il nuovo ricorso dei bocciati, anche i 119 promossi dovranno ripetere la prova. Sotto accusa la sostituzione dell'elaborato su un caso clinico con un test a risposta multipla, quindi una irregolarità nella procedura di selezione, nella sostituzione di una prova scritta che dalla formula della domanda aperta è passata appunto a quella della risposta multipla. Una notizia particolarmente grave non solo perché dopo 2 anni appunto di procedura selettiva è tutto da rifare e Azienda Zero dovrà ripartire da zero per l'assunzione di questi 47 psicologi, ma è grave questa notizia anche perché si trattava del primo concorso in assoluto per la selezione di questo tipo di figura all'interno delle ULSS, il dirigente psicologo. Prima volta in assoluto nella storia di Azienda Zero che viene bandito un concorso di questo tipo a fronte di un fabbisogno estremamente elevato che appunto nel 2021 era stimato di quasi 50 unità. Una professionalità, quella dello psicologo, che quindi è molto richiesta all'interno delle ULSS di un Veneto che rimane fanalino di coda per investimenti in salute mentale, penultima regione, peggio di noi solo la Campania, e quindi leggere queste notizie è particolarmente preoccupante. Vedremo ora come si muoverà Azienda Zero e come si muoverà la regione per provare a risolvere la situazione, ad accelerare, si spera, una procedura selettiva che a questo punto è ancora più urgente. Nel frattempo noi voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi dal Gazzettino, dove abbiamo letto la prima colonna dell'articolo di Angela Pederiva a pagina 9. Ci spostiamo invece sul Corriere del Veneto. A pagina 2 la notizia in primo piano, politica, i fronti aperti. Si parla delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Pista da bob, pure Zaia si smarca. Non compete a noi, ora a parlare sia Roma. È la prima volta che il presidente della regione fa una dichiarazione di questo tipo. Finora Zaia ha sempre difeso il progetto della pista da bob e ha insistito sulla necessità che questa si realizzasse proprio a Cortina. Dice adesso invece il presidente della regione: Cortina rimarrà protagonista dei giochi anche senza la pista da bob. Attacca subito il fronte del no, il fronte ambientalista, il fronte che ha sempre messo in evidenza l'assurdità di un progetto così impattante sul territorio della montagna. Dicono le associazioni e i comitati che chi ha proposto la pista da bob a Cortina ora brancola nel buio. Dall'altra parte il fronte del sì, siamo favorevoli alle Olimpiadi come sono state proposte con tutte le discipline, senza il bob mancherebbe un elemento importante. Ma nel frattempo sui cantieri il silenzio più assoluto. Ad oggi ancora non è stato ufficializzato chi costruirà la pista, che ha un costo complessivo di 124 milioni di euro. Nel frattempo
Riassumiamo le tappe di questa storia. La pista da bob Eugenio Monti di Cortina, simbolo delle Olimpiadi del 1956, è in disuso dal 2008. Per le Olimpiadi del 2026 è previsto un progetto di riqualificazione da 81 milioni di euro, erano inizialmente 61, per le gare di bob, skeleton e slittino. Nel dossier presentato dagli attori istituzionali al CIO per la candidatura di Milano e Cortina, la pista da bob era un elemento essenziale, ma presto il costo e i tempi di realizzazione sono diventati un elemento di dubbio anche all'interno del comitato olimpionico. Nel bellunese nel frattempo si sono mobilitati gruppi e comitati di cittadini ambientalisti per dire no al progetto milionario. In particolare si teme per l'impatto ambientale, per i futuri costi di gestione dell'opera e per l'importo necessario per i lavori: 124 milioni di euro. La pista da bob di più recente realizzazione si trova a Ignis, fuori Innsbruck. Il governo tirolese si è candidato per ospitare le gare. I comitati e non solo spingono perché non si faccia l'intervento a Cortina ma si porti tutto fuori dall'Italia, e proprio ieri la presa di posizione della provincia di Belluno, che ha chiesto proprio di valutare di spostare le gare da bob dalla pista che si dovrebbe realizzare a Cortina invece all'impianto di Innsbruck. Oggi questa mezza retromarcia, questo mezzo dietrofront di Zaia, che per la prima volta dice che la pista da bob non gli compete e che sia ora Roma a decidere. Una dichiarazione davvero curiosa se si considera la storia di questi giochi invernali Milano-Cortina. All'epoca il governo a guida 5 Stelle non li voleva fare e furono proprio le regioni Lombardia e Veneto a spingere per poterli ospitare, assumendosi anche alcuni oneri relativi all'organizzazione. Ma noi voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi parlando sempre di politica. Una dichiarazione del senatore Andrea Crisanti del Partito Democratico, siamo sulle pagine del Gazzettino. Crisanti dice: non mi candido, non saprei battere Zaia. L'esponente del PD, ex docente dell'Università di Padova e direttore della microbiologia dell'azienda ospedaliera di Padova, ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1 ha dichiarato: il presidente di regione no, riesco a malapena a fare il senatore, smentendo quindi una serie di voci che lo vedevano, lo vedrebbero come possibile candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali che a leggi vigenti non vedrebbero comunque Zaia tra i possibili candidati. Zaia unico presidente di regione già al terzo mandato attualmente grazie a uno stratagemma legislativo. Attualmente il tetto massimo dei mandati per un presidente di regione è pari a 2 e sembra tramontata, almeno per il momento, l'ipotesi di un cambiamento di questo limite. E allora si parla oggi anche proprio di Zaia, del suo futuro politico. Siamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. Zaia e il futuro europeo, ipotesi di candidatura e poi rinuncia al ruolo. Salvini studia il pressing, il retroscena firmato da Laura Berlinghieri. Intanto tiene ancora banco il caso Caner, c'è l'ipotesi della sospensione dal partito, si parla di un incontro saltato per annunciare il passaggio in Forza Italia. Sul futuro di Marcato pesano i 100.000 euro per la campagna elettorale alle europee, ma appunto in particolare è l'ipotesi della candidatura specchietto di Zaia alle europee, quindi candidarsi certo alle elezioni europee per poi sfilarsi al momento dell'assunzione del mandato, anche perché, scrive Berlinghieri, il ruolo a Bruxelles è incompatibile con il mantenimento della presidenza di regione, ma questa Lega in cerca di identità ha bisogno di consensi e le europee sono un test decisivo in vista delle regionali. Quindi ecco la mossa a cui sta pensando via Bellerio: schierare Luca Zaia come capolista per la circoscrizione nord-est alle europee, non costringendolo poi a scegliere tra Bruxelles e Venezia, ma mettendo le cose in chiaro fin da subito. Si tratterà di una candidatura specchietto, esattamente come lo saranno quelle di Giorgia Meloni e dello stesso Matteo Salvini. Gli estimatori
di Zaia, dicono il più amato dei presidenti di regione, non si presterebbe mai a uno stratagemma di questo tipo. E a tal proposito va ricordato però che dall'ultima rilevazione sondaggistica il presidente di regione più amato non è più Luca Zaia dopo tanto tempo, bensì il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Voltiamo pagina però adesso e vediamo sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi una notizia che riguarda il futuro delle infrastrutture in Veneto, in particolare la superstrada pedemontana veneta, una grande opera, l'unica grande opera dei 3 mandati di amministrazione Zaia della regione Veneto. La società di gestione rivede i costi che sono saliti di 361 milioni di euro. La SPA aggiorna il costo totale di progettazione e costruzione della superstrada, Covid e poi caro materie prime, maggiori oneri per avvenimenti straordinari. Questa la notizia nell'articolo di Matteo Marian per i quotidiani del gruppo Gedi. Il concessionario rifà i conti dell'opera, 2,88 miliardi di euro, istanza alla regione per riconoscere un adeguamento, e Palazzo Balbi invece stringe il cerchio su penali per i ritardi sui 20 milioni di IVA che la società deve restituire. Insomma, una vicenda, quella della superstrada pedemontana veneta, che ha un costo sempre più elevato per i cittadini veneti, che la pagheranno 2 volte, la prima volta con le tasse che sono servite a finanziare l'opera e poi la seconda volta con pedaggi elevatissimi, una superstrada, nemmeno un'autostrada, costosissima, però il pedaggio è tra i più elevati di tutta Italia. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con 2 notizie flash. La prima, sempre sui quotidiani del gruppo Gedi, è Padovana, la protagonista dello spot che fa discutere l'Italia sulla famiglia. L'attrice Giulia Briata è la mamma separata che la figlia vuole riavvicinare al papà donandogli a suo nome una pesca. Si parla naturalmente dello spot della Esselunga che ha fatto nascere un grande dibattito in tutto il paese. Piace a Meloni e Salvini. Calenda considera il dibattito la quotidiana perdita di tempo. Elly Schlein ha dichiarato di non aver ancora visto lo spot. L'ultima notizia di oggi con cui chiudiamo questa rassegna stampa riguarda invece il Giro d'Italia. La bicicletta dopo 24 anni torna a Padova, volata in prato prima delle montagne. Il percorso ufficiale sarà presentato il 13 ottobre a Trento, ma si rincorrono i rumors che parlano di un arrivo in città, appunto in Prato della Valle, il 23 maggio dell'anno prossimo. L'articolo di Antonio Simeoli per i quotidiani del gruppo Gedi. E per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.